Buon Santo Stefano, benvenuti alla TG Sicilia. Subito le notizie. 26 dicembre all'insegna della tradizione. Il giorno dopo il Natale si corre per smaltire i chili di troppo e per cambiare i regali. A Catania l'esercito degli insoddisfatti avanza in via Etnea, mentre il lungomare è una palestra all'aria aperta. Tonino De Mana. Quante calorie abbiamo bruciato? Non lo so, onestamente non lo so. Si corre sul lungomare per smaltire i chili di troppo, si corre in via Etnea per cambiare regali di Natale. A Catania, Santo Stefano all'insegna della tradizione e mattinata che scivola via tra sport, shopping, gastronomia e cultura. Cielo coperto, sole a sprazzi, occhio all'orologio, meno frenesia della vigilia e più voglia di godersi la giornata di festa per un ponte che fa felici gli operatori turistici e non solo. Attira sempre l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, che nel cuore di piazza Stesicoro fa da richiamo anche per uno sguardo dall'alto. Valigie e trolle in mano, c'è chi va e chi viene, ma via Etnea resta sempre il cuore dello shopping, anche se oggi il termine prevalente è cambiare. Purtroppo sì, purtroppo sì. Cosa stai cambiando? Si tocca un po' di vestitini da bambino. Tendenzialmente si cerca di cambiare sempre il regalo dopo, ma perché non piace, ma perché comunque è troppo natalizio. Con una probabilità del 90% sono sempre cambiati. Altro termine prevalente è mangiare. E dopo questo arancino cosa si fa? Dopo questo arancino sicuramente facciamo una bella passeggiata in via Etnea e poi al rientro si va a pranzo. Ancora? Assolutamente sì. Il dopo feste a Catania, le grandi abbuffate, cosa ha mangiato? Ma quanto tempo avete? Non solo a tavola con le tradizionali abbuffate, ma anche seduti comodamente al bar o in piedi. Un po' di corsetta o ginnastica all'aria aperta fanno sempre bene. Un po' di sport all'aria aperta per poter essere pronti a mangiare di nuovo a Santo Stefano, alla vigilia e a Capodanno. Del resto ci attendono altre feste ed altre scorpacciate. Chi corre per cambiare regali, chi corre per smaltire, voi per che cosa correte? Stiamo cercando ancora di capirlo. Molto divertente questo quadretto catanese. Restiamo in città. La leggenda di Eliodoro e Iliotru anima il prospetto del Palazzo degli Elefanti. Il videomapping Pietra Canta emoziona cittadini e turisti in Piazza Duomo. Lo spettacolo sarà proiettato fino al 28 dicembre. Emanuela Corsi. Eliodoro, un potentissimo mago. La leggenda di Eliodoro e dell'Iliotru, simbolo della città di Catania, raccontato e proiettato sul prospetto di Palazzo degli Elefanti. A Natale il videomapping Pietra Canta ha emozionato cittadini e visitatori con uno spettacolo di luci, musica e storia nel cuore del barocco catanese. La leggenda narra che Eliodoro, mago astuto e dispettoso, scolpì un elefante dalla lava dell'Etna e gli diede vita, cavalcandolo per la città per compiere le sue malefatte. L'elefante, chiamato Ucavaddu di Iliotru, cioè il cavallo di Eliodoro, permetteva al mago anche di spostarsi istantaneamente tra Catania e Costantinopoli. Fu il vescovo catanese Leone II a fermare le sue malefatte, sfidandolo a superare una prova sui carboni ardenti. Mentre il vescovo passò indenne, Eliodoro fu bruciato vivo, scomparendo tra le fiamme e lasciando l'elefante pietrificato per sempre. Da qui nasce il mito dell'Iliotru, simbolo della città di Catania. Il videomapping Pietra Canta prosegue fino al 28 dicembre con proiezioni ogni 30 minuti a partire dalle 17:30. Le musiche evocative e la voce narrante di Ruggero Sardo accompagnano ogni proiezione, contribuendo a creare l'atmosfera natalizia in una delle piazze simbolo della città. Il meteo adesso in questo Santo Stefano è piuttosto instabile, maltempo soprattutto nelle prossime ore, allerta gialla tra Ragusa e Siracusa. Nel pomeriggio prevista pioggia a Catania. Desiree Ferlito. Santo Stefano graziato dal meteo. Dopo le piogge dei giorni scorsi il tempo concede una tregua, regalando una giornata più o meno soleggiata. Quante ma calorie a quanto abbiamo bruciato? pare non durerà molto. Il cielo già nuvoloso si prepara a piogge anche intense a causa di un impulso di aria fredda proveniente da est. Pioverà soprattutto nel siracusano, nel ragusano dove è stata diramata l'allerta gialla e molto probabilmente in serata anche a Catania. Queste correnti orientali che hanno dominato il periodo di Natale verranno sostituite da venti un po' più freddi provenienti da nord-ovest, ovest-nord-ovest, che faranno aumentare la variabilità
soprattutto lungo le coste tirreniche, con il rischio di piogge sparse lungo l'area fra il Palermitano e il Messinese. Mentre sul resto dell'isola cielo sereno con qualche nuvola. E se la fine del 2025 sarà bagnata, l'inizio del 2026 sarà caratterizzato dal freddo. Le temperature scenderanno su tutta la regione fino a raggiungere in alcune aree i 9 gradi. E basta qualche grado in meno perché l'Etna si svegli ammantato di bianco. Il vulcano, dove è in corso un'intensa attività stromboliana al cratere nord-est con lancio di materiale incandescente, da qualche giorno appare in veste natalizia con neve fino alle pendici. A contrastare il bianco della neve c'è la cenere lavica. La nube eruttiva viene portata dal vento in direzione nord-est con ricadute su Taormina e Piano Provenzano. Ma i turisti sono anche alla scoperta di Ortigia, tra monumenti e cucina tipica. Italiani, stranieri, in molti hanno scelto di trascorrere questa prima parte delle feste nel centro storico di Siracusa, ma gli albergatori aspettano un boom, quindi una consistenza ancora maggiore per Capodanno. Francesco Aloi. Adesso siamo all'isola di Ortigia, arriviamo fino al castello, fino alla punta, e per il cibo ci stiamo facendo ispirare sul percorso. È un tour tra monumenti e sapori. Santo Stefano a Siracusa è un mix tra nuvole, pioggia e qualche spiraglio di sole. Ma questo non frena i turisti in giro per le vie di Ortigia. Un centro storico meraviglioso e dà la possibilità di passeggiare lungomare, è una cosa indescrivibile. Mi ha colpito il mare, la città, il Duomo, il castello, tutto bello e si mangia benissimo. Si scattano foto, ma lo sguardo va oltre il cellulare. Gli occhi infatti sono tutti per i palazzi e naturalmente per gli addobbi natalizi. Lei arriva dai Paesi Bassi. Cosa ne pensa di Siracusa? È bellissima, tutta la città è meravigliosa. Quindi appunto arrivate il 30 per Capodanno e partirete il giorno 3? Le presenze in città sono nella media. I turisti ci sono, ma il boom è atteso per Capodanno. A confermarlo è il presidente di Noi Albergatori, Giuseppe Rosano. Da domani si prevedono, almeno stando alle prenotazioni, un afflusso di italiani, corregionali e stranieri veramente notevole. E quindi sarà un Capodanno che molta gente ha scelto di trascorrere a Siracusa, nella nostra città. E intanto chi è già in città ha le idee abbastanza chiare, almeno su cosa mangiare. Sicuramente mangeremo l'arancin, che non si sa ancora se fare la O o la finale, comunque li abbiamo assaggiati la settimana scorsa, erano buonissimi, a Novara chiaramente, qua hanno un gusto sicuramente migliore. Gli arancini di Novara è una scoperta. Adesso da Siracusa a Messina c'è stata una denuncia da parte dei comitati No Ponte per l'assenza di collegamenti pubblici, di traghetti pubblici tra il porto storico della città e Villa San Giovanni. Ma vediamo di cosa si tratta esattamente con Francesco Triolo. A Natale non ci sono collegamenti pubblici tra Villa San Giovanni e il porto storico di Messina, quello in centro città, ma sono operativi solo quelli per Tremestieri. La segnalazione arriva dal comitato No Ponte Capopeloro e ha sollevato nuove polemiche sul trasporto marittimo tra Messina e Villa San Giovanni. Il comitato fa riferimento alla tratta attiva dal 17 dicembre tra Villa San Giovanni e Messina Tremestieri, ritenendola una limitazione e parlando di monopolio privato. Ma per spegnere qualsiasi polemica è sufficiente scorrere indietro sui comunicati di Blueferries sino al 6 ottobre. La società effettua il traghettamento in maniera continuativa da Tremestieri a Villa, salvo ad agosto o in altre occasioni, su richiesta della prefettura, magari per esodo e controesodo, effettuare le corse anche dal Porto Vecchio in centro città. Al 13 ottobre per 60 giorni, recitava la nota di Blueferries, le navi sarebbero partite sempre in direzione Tremestieri da Reggio anziché da Villa per i lavori dell'autorità portuale sulla banchina zero utilizzata dalle navi Blueferries. Conclusi i lavori, l'approdo calabrese, come da nota sempre di Blueferries, dal 17 dicembre è ritornato ad essere Villa San Giovanni, secondo la rotta che viene seguita tutto l'anno dalle navi del gruppo FS. A Palermo, terzo giorno di vigilanza privata per le vie dei quartieri e delle aree a rischio. L'iniziativa sperimentale dell'amministrazione comunale in occasione delle feste incontra le critiche dell'opposizione. Maglio Viola.
Un insulto alla città, alla prefettura, alla questura, alle forze dell'ordine, alla polizia municipale ed anche al consiglio comunale. E questa è la reazione della consigliera del PD Mariangela Di Gangi alla scelta dell'amministrazione di Palermo di assegnare al gruppo Sicur Transport sistemi di vigilanza privata che integrino la vigilanza delle forze dell'ordine in città nel periodo delle feste. Il ricorso ai privati è già iniziato nel pomeriggio del 24 dicembre. 5 pattuglie girano dalle 15 alle 20 alla Zisa, a Sferacavallo e Mondello, Piazza Ungheria, Teatro Massimo, nell'area fulcro della città, ovvero quella fra la Cattedrale, Piazza Vittoria e Stazione Centrale Quattro Canti. Nella notte dopo le 20 le pattuglie diventano 6 e si aggiungono le aree di Borgonuovo Cep, Piazza Nascevia, La Lumia, teatro degli ultimi eventi, con una pattuglia che arriverà fino a via 20 settembre e Villa Trabia. La Sicur Transport è la medesima azienda di sorveglianza privata che già opera da quasi 2 anni sugli autobus urbani della città, grazie a una convenzione con l'AMAT, l'azienda trasporti. Di fatto le guardie giurate disarmate svolgono la funzione di controllo e bigliettaio sulle linee principali, le più frequentate, e questo ha triplicato l'incasso e resi più sicuri gli autobus in centro, cosa che invece non succede su tutte le altre linee che vanno verso la periferia, oggetto di continui danneggiamenti e aggressioni agli autisti. Per il sindaco si tratta comunque di una scelta sperimentale per dare supporto alle forze dell'ordine che restano in numero insufficiente e va nella direzione di una maggiore sicurezza offerta ai cittadini, ma Di Gangi rincara la dose. Si tratta di un'ulteriore conferma della inadeguatezza materiale e culturale di questa amministrazione. Sanità al collasso è la protesta nel Palermitano per i presidi sanitari abbandonati in 5 comuni. Mancano i medici, chiudono consultori e guardie mediche, mentre nei posti di primo soccorso restano soltanto gli infermieri. Ancora Maglio Viola. Mancano 300 medici nella sanità siciliana ed a pagarne le spese sono i servizi di continuità assistenziale e di emergenza. Lo denunciano 5 sindaci del Palermitano con una lettera inviata alla regione siciliana e all'ASP6 di Palermo, con la quale segnalano lo stato di abbandono delle guardie mediche e dei PTE, i presidi territoriali di primo soccorso, nel distretto 39. A chiedere un intervento immediato sono proprio i sindaci dei comuni di quel distretto, ovvero Bagheria, Santa Flavia, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Casteldaccia. Il punto territoriale di emergenza di Bagheria, scrivono i primi cittadini, a causa della cronica assenza di medici si ritrova spesso con il solo personale infermieristico a gestire tutta l'utenza, una situazione che costringe i cittadini a riversarsi nei già congestionati pronto soccorso degli ospedali di Palermo. I sindaci denunciano inoltre la chiusura della guardia medica di Aspra e del consultorio familiare di Porticello. Per quest'ultimo non si hanno certezze sui tempi di riapertura. Infine sottolineano le inefficienze nella casa di comunità di Bagheria, con personale sottodimensionato che non riesce a garantire né le visite mediche domiciliari né la risposta telefonica alle emergenze. I primi cittadini comprendono la carenza di medici, la difficoltà di reperirne, ma denunciano una situazione di grave rischio oltre che di disagio e chiedono un intervento immediato. Non tutti sono più buoni a Natale. A Messina, la sera della vigilia, mentre tante famiglie si scambiavano gli auguri, la moglie ha accoltellato il marito. È successo in una abitazione di Faro Superiore, dove sotto l'albero è scoppiata una tremenda lite. Presa dalla furia, la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il marito, che è finito in ospedale. I carabinieri hanno arrestato la moglie per tentato omicidio. E un'altra lite tra parenti si è trasformata in rissa dentro un supermercato, questa volta a Catania. Fra gli scaffali una coppia di trentenni si è imbattuta nell'ex cognata, hanno cominciato a insultarsi, per tutta risposta i due l'hanno aggredita a schiaffi, spintonandola e afferrandola per i capelli. La donna è finita in ospedale, l'uomo, l'aggressore, è stato arrestato perché dopo la lite ha aggredito anche un poliziotto che era intervenuto. Oggi è il 7° anniversario del terremoto nella zona di Zafferana Etnea, 26 dicembre del 2018. In provincia di Catania, dopo una giornata di festa, alle 3 del mattino, una scossa localizzata a un solo chilometro di profondità, epicentro a Fleri, ha colpito 9 paesi, 2000 abitazioni dichiarate inagibili. Responsabile del sisma la faglia di Fiandaca,
ancora visibili, come vedete i segni sull'asfalto su alcune case, ma la ricostruzione va avanti. Oltre il 90% delle pratiche di ricostruzione privata sono state accettate. Per la chiesa, simbolo di Fleri, ci vorrà invece ancora tempo. Operazione anticontraffazione dei carabinieri di Catania che in un controllo in via San Gaetano alla Grotta hanno denunciato 2 cittadini stranieri in possesso di 35 giubbotti con loghi contraffatti di marche di lusso. In una successiva perquisizione nell'abitazione dei 2 hanno recuperato altri 137 capi di abbigliamento che erano prossimi alla contraffazione, anche questi. Nel quartiere di San Giovanni Gallermo a Catania la polizia ha setacciato diverse strade e in via Eolie i cani antidroga Maui e Ares della squadra cinofili hanno trovato droga nel vano dell'ascensore di un condominio. 64 grammi di cocaina, 38 di marijuana, oltre a 50 cartucce calibro 22. Lasciamo queste notizie e passiamo a quelle più liete. Torna il presepe vivente a Ispica, nel Ragusano. Una magia che si rinnova ogni Natale nel silenzio e nella bellezza delle grotte di Spaccaforno, l'antico cuore di pietra della città. Tema di quest'anno il pane. Veronica Barbarino. L'antica città rupestre di Spaccaforno, oggi Ispica nel Ragusano, si è trasformata ancora una volta per questo Natale in un presepe naturale scavato nella roccia. Tra le grotte, infatti, tornano a vivere mestieri dimenticati, gesti semplici, voci che raccontano la civiltà contadina siciliana attorno al rito del pane. Dalla semina alla raccolta, dalla molitura al forno, fino al gesto universale di condivisione del pane spezzato. Un tema simbolico che prende forma nella visione del direttore artistico Giuseppe Galfo. Mentre la terra produce il pane, il cielo ci dà il pane della vita, che è appunto Gesù bambino. Quindi la natività è una sorta di prima cena, perché Gesù già da quando è in fasce è già il pane per la salvezza, il pane per lo spirito. Guardatelo, è piccolo come un chicco di grano e come il grano è destinato a crescere, a spezzarsi, a diventare pane per tutti. Momenti intensi che trasformano il presepe in un messaggio di amore, pace e speranza, incantando grandi e bambini. Dal presepe vivente di Ispica alle saline di Trapani, che sono candidate a diventare patrimonio dell'UNESCO. È un sito dove è tradizione dell'estrazione naturalmente del sale, ma è anche habitat di diverse specie di uccelli migratori. Non tutti lo sanno. Laura Spanocci spiega. Rappresentano uno spettacolo unico in Sicilia, sono le saline di Trapani, Paceco e Marsala, una scacchiera di vasche di sale che fa parte della riserva naturale gestita dal WWF. Proprio questo territorio unico nel suo genere è candidato a riserva della Biosfera MAB UNESCO. Qualora le saline dovessero ottenere questo ambito riconoscimento, si aprirebbero le porte a nuove opportunità per la tutela ambientale e la promozione di un turismo sostenibile e destagionalizzato, diventando l'unico esempio sull'isola di riserva della biosfera. Nate da secoli di tradizione estrattiva, sono molto più che semplici luoghi di produzione del sale, sono veri e propri laboratori naturali, celebri per i loro mulini a vento, i colori cangianti al tramonto e l'habitat per fenicotteri e altri uccelli migratori, e rappresentano un perfetto connubio tra produzione tradizionale di sale, natura e storia. Una costa dove si uniscono bellezze naturali e tracce di un passato unico. Visitarle è come fare un viaggio indietro nel tempo. Impossibile oggi calcolarne le ricadute positive, che sarebbero ingenti, capaci di stravolgere i flussi già importanti del territorio. Mantenere e curare queste aree, sviluppandone le positività e le economie, diventerebbe così un obbligo anche per chi verrà dopo. Immagini splendide. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo alla vigilia dell'ultima gara dell'anno, e in Serie C il mercato che tiene banco con il Catania tra le più attive. A dopo, vi aspetto.
mercato Santo Stefano di lavoro per il Palermo che domani al Barbera sfida il Padova per l'ultima gara dell'anno. Diverse assenze in casa rosanero. Marco Gullà. 3 punti per chiudere bene il 2025 e sperare che il 2026 possa essere l'anno della svolta. Il Palermo domani al Barbera contro il Padova vuole cancellare il mezzo passo falso di Avellino e rimettersi in carreggiata. I rosanero devono però stare attenti alla pericolosità dei veneti, che hanno fatto molti punti lontano dall'Euganeo e sperano di rientrare nella corsa playoff. Guardando ai precedenti, sono 27 le sfide tra Palermo e Padova in Sicilia, con un netto predominio dei padroni di casa. Sono infatti 16 i successi rosanero a fronte di 5 vittorie biancorosse e 6 pareggi. Inzaghi dovrà reinventare la difesa, assenti Diachité e Bani per squalifica. Inoltre sono da verificare le condizioni di Beresischi e Pierozzi, che hanno saltato l'ultima gara in Irpinia. Si proverà fino all'ultimo a recuperarli in extremis e giocheranno se riusciranno ad esserci, ma Inzaghi sta valutando eventuali alternative. Senza il polacco potrebbe giocare Peda a destra e al centro uno tra Ceccaroni e Veroli o l'adattato Blen. A destra invece Giassi si gioca una possibile maglia da titolare. Per il resto confermato il centrocampo composto da Ranocchia e Segre, con a sinistra la presenza di Augello. A supporto di Joel Poyampalo ci saranno ancora Palumbo e Ledoron. Per Matteo Brunori invece si profila l'ennesima panchina in quella che potrebbe essere la sua ultima partita come giocatore del Palermo. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Il mercato tiene banco nei giorni di festa e il Catania è una delle più attive insieme alla Salernitana. Francesco Triolo. Che Catania sarà il 4 gennaio nella trasferta di Foggia? Arriverà qualche rinforzo in tempo? Mimmo Toscano avrà a disposizione gli stessi giocatori che hanno concluso il 2025? È la domanda più ricorrente sotto l'albero di Natale. Il calciomercato invernale aprirà i battenti solo tra qualche giorno, ma oltre lo splendido primo posto si discute anche di nuovi acquisti e cessioni e duelli, perché se sul campo la sfida è quella col Benevento, sul mercato si riaccende quella con la Salernitana di Daniele Faggiano, una delle più attive. Come in estate i due club si stanno muovendo per rinforzare gli organici. Il Catania per esempio è a un passo da Giovanni Bruzzaniti del Pineto per sostituire l'infortunato Ciccerelli, mentre la Salernitana, per dare a Peppe Raffaele un'alternativa all'inglese, sta cercando di avere Facundo Lescano, ormai scivolato in panchina nelle gerarchie irpine. Ad Avellino c'è anche il difensore Manzi in uscita, sul quale il Catania, se dovesse andare via Martic, potrebbe fare un pensierino. Smentita una possibile cessione di Stop e Caturano. La punta, secondo il regolamento, tra l'altro, non ha alternative che tornare al Potenza, visto che ha già indossato in questa stagione le 2 maglie. Piuttosto invece il Catania deve trovare una collocazione per i 2 giocatori fuori lista, De Rose, che potrebbe tornare a Cosenza, e Luperini, per il quale sembra essersi fatto vivo il Gubbio. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito e ancora buon Santo Stefano. Vuoi vedere